La centralina del Rio Novo è quella che ha i dati di NO2 più alti non solo di Venezia, ma di tutto il Veneto. Ma le altre sono nettamente più inferiori rispetto a questa, quindi un problema della qualità dell'aria a Venezia c'è e bisogna affrontarlo indipendentemente da quello che dice la legge, è la salute dei cittadini. Non ci sono unicamente problemi e danni da moto ondoso. La regolamentazione dell'intensissimo traffico che attraversa Venezia è ritenuta necessaria dalle associazioni di Voga e di Vela e non solo, anche per limitare l'inquinamento atmosferico. L'altro posto che andrebbe attenzionato è il canale di Canareggio. Lei sa che le merci arrivano prevalentemente da lì. Noi avevamo posizionato una nostra centralina alla scuola Algarotti e lì è, secondo me, una situazione paragonabile se non più preoccupante rispetto a Rio Novo, perché arrivano tutte le barche a motore che portano le merci a Venezia, alla terraferma. Oltre ad indire domeniche ecologiche, come avviene per le automobili in terraferma, la richiesta è di ampliare il monitoraggio della qualità dell'aria a Venezia. La centralina di fondo, che è quella di Saccafisola, è una centralina di fondo per modo di dire, cioè è situata in un posto che è vicino a 75 imbarcazioni del Veritas, che partiranno la mattina a un certo punto, quindi a PM10 molto alti, e a tutta la zona di carico-scarico in scoasse di Saccafisola. Quindi non fai un fondo, fai una visione di un traffico particolare, il traffico dei scoasse.